Ciao, buongiorno a tutti. Io sono Matteo Trevisan, Customer Care Manager di Prase Media Technologies. Oggi nell'appuntamento per il webinar che abbiamo programmato parleremo di QSys Reflect Enterprise Manager e quindi delle caratteristiche per la gestione in cloud, il monitoraggio dei sistemi QSys che l'integratore si trova ad installare di volta in volta nelle varie organizzazioni. Attendiamo qualche minuto per permettere a tutti di collegarsi, dopodiché iniziamo questa breve presentazione che vi illustrerà tutte le caratteristiche e i vari livelli di supporto remoto che possiamo fornire tramite questo portale in cloud. Ok, vediamo innanzitutto
Di cosa si tratta quando parliamo di QSys Reflect? Sostanzialmente è un potentissimo sistema di gestione e monitoraggio remoto dedicato a tutti i sistemi QSys che di volta in volta ci troviamo ad installare come integratori e come installatori di questa tipologia di dispositivi. I principali vantaggi che questo sistema può offrire sono innanzitutto un'ottimizzazione del tempo di app e dell'affidabilità di un singolo sistema. Se pensiamo che una singola chiamata per assistenza o supporto è estremamente costosa in termini economici e di time saving, capiamo subito che cosa vuol dire poter gestire da remoto questo tipo di richiesta. Innanzitutto abbiamo la possibilità di evitare i costi dovuti a trasferimenti verso e da il sito di installazione. Possiamo risparmiare il tempo per la diagnosi e il troubleshooting dell'eventuale problema che dovesse essersi verificato, con personale ovviamente sul posto, e soprattutto andiamo a ridurre le tempistiche di interruzione di servizio, quindi il downtime, che è una conseguenza diretta di una problematica connessa al sistema. Oltre a questo, il monitoraggio continuo e costante consente di intercettare e risolvere in anticipo, cioè quindi nel momento preciso in cui la problematica si verifica, eventuali, diciamo, malfunzionamenti, riducendo così in modo sensibile le interruzioni di servizio per il cliente finale. La problematica quindi può essere risolta direttamente da remoto senza spostamenti da parte di un tecnico e le tempistiche di risoluzione della problematica si riducono fortemente ovviamente se non è richiesto intervento manuale sul posto. Consente inoltre una manutenzione proattiva, quindi con la possibilità di effettuare modifiche software, aggiornamenti firmware, gestione della sicurezza durante l'orario di chiusura del cliente finale, senza causare disservizio o senza causare appunto la possibilità di non utilizzo della stanza. Oltre a questo, QSys Reflect è un sistema scalabile, quindi fortemente portato all'evoluzione continua del prodotto, ed è un prodotto appunto SaaS, quindi Software as a Service, che evolve continuamente garantendo un elevato valore aggiunto per il cliente finale quando le nuove funzionalità sono di volta in volta necessarie. Dal punto di vista della gestione diretta, Reflect lavora su 3 livelli di gestione specifici: un livello organization, che individua l'end user di QSys Reflect, tipicamente la società che sottoscrive il contratto di manutenzione dei sistemi coinvolti. Abbiamo poi il livello site, che individua i siti di installazione dove sono collocati i singoli sistemi QSys, e system, che caratterizza i singoli sistemi che afferiscono ai diversi siti di installazione, che ovviamente possono essere presenti in quantità superiore a 1 per ogni sito di installazione. Che cosa intendiamo per sistema? Per sistema intendiamo sostanzialmente un singolo core QSys e tutte le periferiche QSys che lo compongono. Ricordiamo quali possono essere queste periferiche: si tratta per esempio di telecamere, amplificatori, touch panel, diffusori di rete, microfoni di rete o anche dispositivi di terze parti, come vedremo successivamente durante questo webinar. Scusate. Tramite il portale reflect.qsc.com è possibile accedere alla visualizzazione, al monitoraggio e gestione remota dei sistemi appunto tramite una web page. Ogni sistema QSys, quindi ogni core installato, può essere immediatamente monitorato tramite QSys Reflect, e tramite la landing page di QSys Reflect, come vedremo successivamente, è possibile sottoscrivere una trial version di questa licenza che permette di valutare per 30 giorni le effettive possibilità offerte da QSys Reflect Plus. Vedremo a breve che cosa significa QSys Reflect e QSys Reflect Plus per individuare le principali differenze e soprattutto che cosa significa in termini di pricing quando parliamo della versione Plus.
Da questo punto di vista, la nuova configurazione dei livelli di monitoring e management offerta da QSys Reflect trasformano Reflect stesso in un componente attivo e integrato dell'ecosistema QSys. Ogni sistema in sostanza consente di default l'accesso a un sistema di monitoraggio che consente di tenere sotto controllo le funzionalità e di valutare le eventuali azioni necessarie per garantire la piena efficacia del sistema in termini di tempi di app durante l'uso del sistema stesso. Quindi questo è quello che ci va a identificare il primo livello, che è QSys Reflect. Tramite invece QSys Reflect Plus le capacità di monitoring si espandono ulteriormente e vengono integrate da funzionalità di management e controllo remoto di livello enterprise. Queste ultime soprattutto garantiscono una fidelizzazione del cliente finale estremamente proficua, consentendo l'intervento attivo sul sistema in oggetto e andando oltre il monitoraggio e l'alert in caso di guasti e funzionamenti. Si tratta sostanzialmente di una gestione remota e non di un semplice monitoraggio. Di recente c'è stato, diciamo, un cambiamento nella gestione dei diversi livelli di licensing che ha riguardato da vicino anche il pricing. Da oggi infatti non viene più considerato il numero di periferiche, quelle che abbiamo visto in precedenza, che compongono il sistema per definire il costo mensile in relazione a Reflect Plus. Possiamo monitorare infatti e gestire tutte le periferiche che afferiscono al core coinvolto, considerando il solo core al fine di quantificare il costo mensile. Sostanzialmente il costo mensile copre un sistema, quindi un core QSys più tutte le periferiche incluse, le periferiche di terze parti. Anche questo è un punto molto importante che approfondiremo a breve. Come vediamo da questa slide, in precedenza invece era necessario quantificare il numero di periferiche connesse oltre al core per stabilire il pricing totale mensile del sistema. Questo rende estremamente più semplice la quotazione, ma soprattutto la messa in servizio del sistema e la scalabilità del sistema di monitoraggio e management. Pensate per esempio a una sala conferenze dove in una seconda valutazione da parte del cliente finale ci troviamo a dover aggiungere una telecamera. Nel caso della precedente gestione del pricing avremmo dovuto riconsiderare il numero di periferiche e ricalcolare nuovamente la fee mensile necessaria per la gestione remota del sistema. Con il nuovo sistema di pricing invece possiamo andare a integrare la nuova periferica, il costo per sistema non cambierà perché afferisce al singolo core che è connesso al software di monitoraggio. Oltre alla diversa attribuzione delle periferiche collegate, nel dettaglio queste sono le ulteriori differenze tra la precedente struttura e l'attuale. In precedenza infatti erano previsti 3 distinti tier di licensing con costi e funzionalità molto diverse tra loro. Avevamo un primo livello basic che era incluso sostanzialmente con il core, un livello standard e un livello professional. Il livello professional era quello che ci consentiva di raggiungere sostanzialmente le potenzialità che oggi vengono offerte da QSys Reflect Plus. Quindi sostanzialmente il livello basic viene attualmente rappresentato da QSys Reflect, mentre il livello standard e professional è racchiuso nella singolo licensing QSys Reflect Plus. Quindi sostanzialmente unisce i due tier standard e professional precedenti. Scusate. Il primo livello di Reflect, che ufficialmente chiameremo semplicemente QSys Reflect, è gratuito e incluso in ogni sistema QSys individuato da un core. Quindi sostanzialmente ogni volta che acquistiamo un core QSys abbiamo già la possibilità inclusa di sfruttare il primo livello di licensing QSys Reflect. Con questo livello è possibile applicare il monitoraggio in tempo reale di tutti i dispositivi QSys, quindi tutti i core e tutte le periferiche QSys che compongono il sistema, e di tutti i dispositivi di terze parti. Saremo quindi in grado di ricevere alert in tempo reale con la possibilità di filtraggio dei messaggi dei dispositivi, come vediamo in questa schermata accennata in questa slide,
E potremo anche configurare la notifica tramite email oppure tramite webhook, come in questo caso, quindi tramite notifiche tramite la pagina web, come vedete nel caso del primo site in alto a sinistra, dove abbiamo un fault che ci viene segnalato direttamente tramite la pagina web. Queste tre funzionalità consentono senza dubbio di aumentare il livello di affidabilità del sistema e anche il tempo attivo di app, perché sostanzialmente la notifica in tempo reale ci consente eventualmente di far intervenire personale qualificato per andare a verificare perché quella periferica in questo momento è offline o perché quel determinato dispositivo in questo momento sta restituendo un warning ben definito. Dal punto di vista della configurazione remota del sistema, è comunque possibile attivare singole licenze per le varie funzionalità aggiuntive, ricordiamone alcune come per esempio l'aumento dei tante channel, l'heavy bridging, la licenza per lo scripting, quindi per la generazione di codice Lua o di codice a blocchi, o per l'utilizzo di plugin tramite l'asset manager, la licenza UCI per la definizione di N interfacce grafiche e così via, diciamo. È inoltre possibile applicare patch di sicurezza e supporto per singolo accesso. Tutte queste funzionalità sono sostanzialmente gratuite e incluse e costituiscono senza dubbio un importantissimo valore aggiunto per sistemi sia di grandi che di piccole dimensioni, permettendo di espandere tramite il cloud le possibilità di monitoraggio e di alerting del sistema. In questa slide possiamo visualizzare le schermate di monitoraggio accessibili tramite la web page di Reflect, che permette appunto di verificare che ogni core periferica QSIS e periferica di terza parti sia attualmente connessa e funzionante quando il vostro utente finale ne richiede o ne prevede l'utilizzo. L'altra invece sezione relativa agli assets consente di monitorare tutti i sistemi che compongono una singola organizzazione e le rispettive collocazioni nei siti di installazione. Questo ovviamente è fondamentale quando andiamo a gestire i sistemi QSIS che sono presenti all'interno di un'organizzazione che ha più siti di installazione. Tipica applicazione, la catena di negozi oppure la company che ha molte sedi sparse nel territorio, addirittura sparse in più paesi o in più sedi nazionali. Abbiamo parlato del controllo di terze parti, dei dispositivi di terze parti e del monitoraggio appunto di questi dispositivi. Questo è possibile grazie allo sviluppo dei tantissimi plugin QR Ready, che sono facilmente riconoscibili tramite il simbolo che viene visualizzato, vedete in questa slide, con la lente che ci individua QR Ready. Nel caso del catalogo di Prase, per esempio, abbiamo la possibilità di monitorare dispositivi di ogni tipo in modo nattivo. Pensiamo per esempio agli amplificatori PowerSoft, ai device Atlona, dagli encoder e decoder Visionary, oppure alle telecamere Aver. Tutti questi dispositivi ci consentono la raccolta in automatico e senza necessità di alcuna programmazione ulteriore di tutti i dati di monitoraggio, quindi se il dispositivo è presente online e molte altre informazioni che possono essere condivise in cloud tramite appunto questi plugin scaricabili tramite l'asset manager di QSys Designer. Cosa succede però se il nostro dispositivo di terze parti non è tra quelli già equipaggiati di plugin autorizzato QSys o QR Ready? Possiamo utilizzare il blocco Monitoring Proxy, tramite il quale, vedete, possiamo monitorare direttamente lo stato del dispositivo anche quando non è prevista un'integrazione specifica del sistema tramite l'asset manager, quindi anche quando un plugin non è direttamente scaricabile tramite il nostro software di programmazione. Questo è un esempio, per esempio, di una custom alert che possiamo ricevere con la notifica verso una casella email o tramite un webhooks del messaggio, per esempio, se un sistema di controllo che gestisce anche l'illuminazione non dovesse funzionare. Quindi ci richiama la necessità di un'assistenza direttamente tramite una mail oppure una notifica web. Diversa invece quando andiamo a considerare
Reflect Plus è la tavolozza di funzionalità che possiamo ottenere. Le caratteristiche e le funzionalità di QSys Reflect Plus sono molteplici. Dal punto di vista del controllo diventa innanzitutto possibile gestire la UCI, quindi la User Control Interface, interfaccia grafica realizzata tramite QSys Designer, direttamente tramite qualsiasi browser web. Questo ci dà la possibilità di assistere il cliente finale nelle varie fasi di utilizzo del sistema, così come è stato programmato all'origine. Ovviamente questo consente di aumentare in modo sensibile l'affidabilità del sistema, ovviando alle frequenti incomprensioni o assenze di personale qualificato che si possono verificare dove il sistema è stato installato. Banalmente, un microfono è in mute e noi sicuramente tramite le specificità del personale coinvolto possiamo intervenire molto meglio rispetto all'utente medio della sala in uso. Lato management invece diventa possibile l'accesso remoto tramite QSys Designer al layout, consentendo modifiche vere e proprie, aggiornamenti firmware e trasferimenti di file verso il core. Anche la parte di Core Manager è infatti accessibile e ci permette di trasferire eventuali file audio verso il core. Oltre ovviamente alla possibilità di backup e restore di design stessi attraverso il cloud. Anche l'uso di QSys Reflect API per il controllo esterno da parte dei sistemi di terze parti è totalmente controllabile e configurabile tramite QSys Reflect Plus. Oltre a questo, un altro punto di forza molto importante è sicuramente costituito dalla possibilità di preview e richiamo dei preset. Vediamo adesso nel dettaglio tutte queste funzionalità che ci permettono appunto di definire meglio quali sono le specificità di QSys Reflect Plus rispetto al più semplice QSys Reflect. Innanzitutto, Remote User Control e accesso all'interfaccia grafica. La possibilità di controllo remoto delle UCI configurate, come abbiamo detto, permettono un considerevole risparmio di tempo in caso di interventi live con per esempio gli utenti già presenti in sala che già sfruttano i dispositivi di sala. Tramite una semplice segnalazione, come vediamo in questo caso molto banale, possiamo infatti intervenire per controllare eventuali funzioni talvolta non chiare all'utente finale. Questo senza dubbio costituisce grande vantaggio in termini di utilizzo attivo e senza intoppi delle sale, ricordando anche che in molte occasioni questo comporta per l'integratore la necessità di spostarsi presso il cliente per interventi, come vedete in questo caso, dalla complessità sicuramente molto bassa, diciamo, quindi semplicemente aprire un microfono quando l'utente della sala non ha le capacità per individuare la problematica che si presenta. L'accesso remoto tramite QSys Designer consente in maniera reale e attiva di gestire il layout vero e proprio, quindi lo schematico che compone la nostra sala, fornendo la possibilità di modificarlo in base alle eventuali nuove necessità emerse. Questa è una funzionalità estremamente potente, pensate per esempio semplicemente all'aggiunta di un canale di uscita analogico o qualsiasi altro tipo di caratteristica, è sufficiente che ci sia personale anche non formato sul posto che ci permette di effettuare le operazioni fisiche necessarie, quando invece noi ci occupiamo completamente della parte di programmazione che sta dietro alla parte fisica. Gli aggiornamenti e le nuove release del progetto vengono automaticamente salvate in cloud e possono oltretutto essere ripristinate in caso di upgrade del software o anche di downgrade, quindi c'è la possibilità di utilizzare sempre le medesime versioni che si ritengono più stabili per la tipologia di sistema. Anche quest'ultima funzione riduce nettamente la necessità di spostamenti e i tempi di intervento presso le installazioni, consentendo una gestione puntuale e programmata degli aggiornamenti e delle modifiche di volta in volta richiesti. Oltretutto, diciamo anche dal punto di vista commerciale, permette di instaurare dei rapporti più pianificati e con un intervento sicuramente più puntuale in base agli accordi presi con il cliente finale.
Altro punto molto importante, Reflect API, tramite l'interfacciamento tra Reflect API e QSys Reflect Plus diventa possibile applicare il controllo esterno tramite per esempio software aziendali specifici. Un'applicazione tipica è la visualizzazione tramite il cloud di reportistica custom relativa ai sistemi AV, magari predisposta dal team di gestione IT di una società che si occupa appunto di fornire questo tipo di servizio. Secondo me è uno step cruciale dal punto di vista di QSys Reflect, perché permette di trasformare questo sistema in cloud in un prodotto molto potente per la gestione integrata in ambito di fornitura di servizio e di software as a service, come abbiamo visto all'inizio di questo webinar. Un'integrazione di questo tipo apre infatti la strada a vere e proprie gestioni integrate dei sistemi installati, una gestione ovviamente aperta e modificabile sulla base della suddivisione delle diverse organizzazioni dove l'integratore è coinvolto anche come installatore. E questo pone le basi per diciamo, la fornitura di un servizio fidelizzato nel tempo e orientato anche alla scalabilità del sistema, quindi un rapporto sicuramente più stabile di collaborazione con i vostri clienti finali. Veniamo finalmente a parlare anche del pricing. Come abbiamo visto poco fa, è cambiato anche il sistema di gestione del pricing, per cui non abbiamo più la necessità di quantificare il numero di periferiche e abbiamo un approccio del pricing che va a scalare in base al numero di sistemi. Sostanzialmente vedete anche la differenza fra le funzionalità che sono incluse con QSys Reflect e con QSys Reflect Plus. Sostanzialmente con QSys Reflect ci andiamo ad occupare di monitoraggio del core, monitoraggio delle periferiche e dei dispositivi di terze parti, e possiamo ricevere alert e notifiche tramite mail e notifiche tramite pagina web. Possiamo anche andare a gestire i diversi assets, quindi i diversi site che compongono un'organizzazione. Possiamo attivare licenze, esportare dati verso appunto software di terze parti, applicare patch di sicurezza e andare a gestire accessi singoli. Oltre a questo, QSys Reflect Plus ovviamente mantiene le funzioni che abbiamo appena visto, ma ci consente in più l'accesso remoto alla User Control Interface, l'accesso remoto a QSys Designer, la possibilità di gestire backup e restore di file schematici di Designer, l'accesso a Core Manager e al System Management con tutta la gestione dei preset e dei trasferimenti di file che abbiamo visto poco fa, l'ampliamento tramite QSys Reflect API dell'integrazione verso software e portali aziendali per la fornitura di servizi di controllo remoto e appunto la possibilità di gestire anche System Note and File, quindi la possibilità di trasferire i file audio verso il Core Manager. Dal punto di vista del pricing, perché è importante definire in modo preciso questo? Innanzitutto perché vedete il costo è per mese per sistema, quindi con un solo sistema QSys Reflect Plus ha un pricing di 20 euro al mese. Quando invece andiamo ad acquistare una licenza che prevede fino a 5 sistemi, il prezzo calerà a 19 euro al mese, fino a 10 sistemi 18 euro al mese sempre per sistema, fino a 25 17 euro al mese per sistema e fino a 50 16 euro al mese per sistema. È molto importante specificare che dal punto di vista del boarding, quindi dell'accesso a Reflect Plus, è possibile attivare un trial di 30 giorni attraverso la landing page di QSys Reflect, quindi a questo punto una licenza not for resale verrà fornita al cliente dopo l'approvazione da parte nostra, quindi da parte di Prase, e questo diciamo è il limite del nostro intervento. Da qui in avanti, anche dal punto di vista commerciale, la gestione è completamente trasparente alla distribuzione, nel senso che tutti i pagamenti mensili vengono poi gestiti direttamente dal cliente verso QSys attraverso il portale di Reflect e attraverso carta di credito, diciamo. Quindi a questo punto diventa totalmente una gestione
tra il cliente finale che decide di gestire questo tipo di monitoraggio e QSIS. È molto importante anche parlare di sicurezza perché ovviamente sono in essere tutte le garanzie di sicurezza dei dati. Attualmente l'host della piattaforma in cloud è basata su Google Cloud nei data center localizzati negli Stati Uniti. Nel futuro è prevista una transizione invece a strutture di Microsoft Azure. All'interno di questi data center vengono ovviamente effettuati degli snapshot quotidiani delle basi di dati con un'architettura dinamica e scalabile. Sono inoltre attive le più avanzate tecnologie di encryption, TSL 1.3 nel dettaglio e AS256 per il trasferimento di dati e di dinamica, con una rotazione quotidiana delle chiavi di lettura. Questo ha consentito ovviamente di ottenere le migliori certificazioni GDPR e OWASP per la protezione e la salvaguardia dei dati e di tutte le informazioni che sono gestite. Come potete immaginare sono sensibili e sono molte perché riguardano i siti di installazione, il personale coinvolto e molti altri tipi di caratteristiche che vanno tutelate sicuramente. Dal punto di vista del flusso di dati, lo schema è molto semplice, come abbiamo visto solo il core è connesso a Reflect e al cloud. In proxy tutte le periferiche vengono ovviamente raccolte tramite il core. Il collegamento a Reflect avviene tramite protocollo HTTPS porta 443 con, come abbiamo visto nella slide precedente, encryption TSL 1.3 per il trasferimento dei dati. Ovviamente è presente un WebSocket che consente una comunicazione attiva da e verso il core. Ovviamente non ci addentriamo di più in questa parte di comunicazione che è sicuramente fa parte del pacchetto e raggiunge gli obiettivi che QSIS Reflect si pone di volta in volta. Questo è tutto per questa panoramica sul sistema. Vi invito a visitare appunto questo link che potete raggiungere molto facilmente attraverso la pagina web, la landing page di Reflect, dove è possibile appunto approfondire tutte le caratteristiche di Reflect tramite un training specifico. Spendiamo due parole su questo perché il portale di training di QSIS è sempre molto ricco. Anche in questo caso vedete che gli argomenti trattati sono tantissimi e ci permettono di andare a avere tutte le competenze necessarie per gestire un sistema tramite Reflect. È sufficiente crearsi un account nel portale di training per andare a completare questo specifico corso. In questo caso non ci sono prerequisiti, potete tranquillamente affrontarlo, non è necessario essere, addirittura potete anche non loggarvi direttamente e seguire semplicemente i video che vedete in questa pagina. Altro dettaglio, ovviamente se volete ottenere la certificazione Reflect invece è necessario effettuare login con il proprio account QSIS e andare a gestire direttamente i test che ci sono di volta in volta in conclusione di ogni capitolo. Altra pagina molto importante ovviamente la landing page di QSIS che ci permette di approfondire alcune delle caratteristiche che abbiamo visto oggi, ma soprattutto di andare a attivare il trial di 30 giorni che vi consente di provare tutte le caratteristiche di Reflect Plus, quindi della versione più avanzata di QSIS, per avanzare diciamo nel test di questo portale in cloud molto potente. Ovviamente se avete qualche domanda e volete approfondire siamo a disposizione al solito indirizzo mail support@prase.it dove potete tranquillamente chiedere di approfondire o di essere contattati per ottenere maggiori dettagli e rimaniamo ovviamente a disposizione per approfondire in qualsiasi momento quanto abbiamo affrontato oggi.
Bene, grazie a tutti per aver seguito questo webinar su QSys Reflect. Rimaniamo a disposizione, come detto, per approfondire gli argomenti che abbiamo toccato. Grazie a tutti e buona giornata. Ok.